Maurizio Fagli, responsabile nazionale ufficio scientifico di Legambiente. Sì, io su alcuni passaggi ovviamente andrò abbastanza rapido perché ovviamente non ripeterò le cose che sono già dette, mentre su alcune questioni, ovviamente soprattutto su alcune questioni vorrei puntare l'attenzione. Parto da lontano, parto dalla discussione degli ultimi anni a livello internazionale rispetto a quelli che sono, diciamo, gli obblighi dei paesi che hanno firmato il protocollo di Kyoto da quando quel protocollo è diventato operativo nel 2005 e dal nuovo scenario che è previsto per i 27 paesi membri che entro il 2020 dovranno, come dire, seguire quelli che sono i dettami del pacchetto energia e clima, il 20-20-20 di cui parlava prima Massimo Scarlino. L'Italia sotto questo punto di vista, sul fronte della riduzione delle emissioni di CO2 soprattutto, in questi anni ha accumulato dei forti ritardi che sono stati solo in parte acuiti dalla crisi economico-finanziaria, che ovviamente ha ridotto le emissioni di gas serra, ma non in modo strutturale, perché ci auguriamo che presto l'economia mondiale, così come quella italiana, possano ripartire, ovviamente magari scegliendo sistemi di produzione più puliti. Però l'Italia in ogni caso ha dei forti ritardi. Perché in questi anni abbiamo contrastato fortemente, da quando alle 12 centrali che già oggi bruciano carbone in questo paese, Enel ha cominciato con il progetto di Civitavecchia, che poi si è concretizzato 2 anni fa, poi la proposta di riconversione della centrale Olio di Porto Tolle, poi sono arrivate le altre proposte, il nuovo gruppo di Tirreno Power a Vado Ligure, il nuovo gruppo di E.ON, prima Endesa e poi E.ON a Porto Torres in Sardegna, così come la nuova centrale a carbone che vorrebbe fare la SEI, la società svizzera con alcune piccole partecipazioni italiane, in quel di Saline Ionica a 2 passi da Reggio Calabria. Per quale motivo contrastiamo con forza l'uso del carbone per la produzione di elettricità? La nostra, come dire, contestazione si sintetizza in questi dati. Le 12 centrali al carbone che oggi sono attive in questo paese producono il 13% dell'elettricità a fronte di un contributo del 30% delle emissioni di gas serra di tutto il settore termoelettrico. Puntare sul carbone ovviamente vuol dire puntare sul combustibile fossile che ha maggior emissione specifica di anidride carbonica. E questo, guardate, che non è una qualcosa che ha a che fare con, come dire, non è un argomento da tecnici piuttosto che magari da un piccolo circolo culturale che si occupa di ambiente. Questo è un problema del Paese, perché se l'Italia non rispetterà entro il 2012 quelli che sono gli obblighi del protocollo di Kyoto e se l'Italia non rispetterà entro il 2020 quelli che sono gli obblighi del pacchetto energia clima europeo, l'Italia non è che verrà, come dire, prenderà uno schiaffo sulla nuca e poi magari qualcuno arriverà e condonerà le multe che saremo costretti a pagare. Perché questo è un paese che è abituato fin troppo ai condoni, quelli edilizi piuttosto che quelli fiscali, ma né l'organismo, diciamo, che governa Kyoto né tantomeno l'Europa salveranno l'Italia dalle pesanti ripercussioni economiche nel caso in cui l'Italia non rispetti quello che ha firmato, sia sul protocollo internazionale per lotta ai cambiamenti climatici sia sul pacchetto europeo. Aumentare l'uso del carbone per produrre elettricità vuol dire aumentare le emissioni di CO2 di questo particolare uso di questo combustibile per produrre elettricità. Sul carbone, sul nucleare se ne sono dette di tutti i colori, da quando nel maggio del 2008 l'allora ministro Scajola andò all'Assemblea Generale di Confindustria a dire entro questa legislatura vorremmo la prima pietra della nuova centrale nucleare del nostro paese, e ci hanno raccontato tante frottole che sono state travolte dai 27 milioni di sì degli italiani al referendum del 12 e 13 giugno. Sul carbone c'è stata una propaganda simile partita prima e per certi versi più sotterranea e più subdola rispetto alla soluzione del carbone per risolvere i problemi energetici del paese.
Allora l'Italia non ce lo deve raccontare il governo, non ce lo devono raccontare le aziende energetiche che paga troppo di bolletta energetica, non ce lo deve raccontare il governo né le aziende energetiche che dipendiamo troppo dall'estero, non ce lo devono raccontare il governo e le aziende energetiche che dobbiamo diversificare le fonti, perché sono 30 anni che le associazioni ambientaliste contestano il sistema energetico di questo paese. Ma quando si dice che il carbone servirà a ridurre le importazioni, ma dove sta? Ma dove sta il carbone in questo paese? Quello del Sulcis è un carbone inutilizzabile. Abbiamo poco carbone nel Sulcis saldo che sarebbe assolutamente inutilizzabile. E noi col carbone riduciamo le importazioni energetiche. Noi col carbone abbasseremo la bolletta del paese. Allora su questo bisogna che, insomma, che ci intendiamo. Allora, il carbone, per i motivi che venivano raccontati rispetto alle condizioni di vita dei minatori dei paesi, diciamo, meno attenti sotto il punto di vista ambientale e sociale, vedi la Cina, ovviamente è un combustibile che costa di meno rispetto a tutti gli altri. Ma il basso costo del combustibile negli ultimi anni, guardate che la Cina e l'India, insomma i paesi economici emergenti che stanno utilizzando tanto carbone negli ultimi anni, soprattutto la Cina ha ridotto le esportazioni di questo combustibile e sui prezzi internazionali il costo del carbone sta aumentando. Il prezzo basso del combustibile sicuramente si trasformerà in minori costi per le aziende energetiche, ma che questi minori costi arrivino alle bollette che pagano gli italiani è tutto da dimostrare. Anche perché, insomma, diciamo, i sussidi di cui ha giovato soprattutto il carbone nel passato, insomma, che continua a utilizzare anche in Europa. Nel 2009 ci sono 3 miliardi di euro di contributi pubblici alla filiera del carbone, 2 dei quali sono in Germania, ma questi contributi ovviamente saranno destinati a esaurirsi, come in qualche modo fece già la Gran Bretagna negli anni 90 con le politiche ultraliberiste, 80 e 90 ultraliberiste dei governi Thatcher, e quindi anche sotto questo punto di vista i costi del carbone saranno destinati ad aumentare. Sul fatto che sia il combustibile più disponibile, allora, ad oggi è così rispetto alle alternative del petrolio piuttosto che al gas, ma 10 anni fa, secondo, diciamo, le statistiche della BP, le riserve, diciamo, note al tasso di utilizzo da allora garantivano al mondo una possibilità di utilizzare carbone per ancora 240 anni, che si sono ridotti nel 2010 a 120 anni, continuando con questi tassi di utilizzo, e i paesi emergenti stanno aumentando l'uso del carbone. Fra 10 anni rischiamo di avere riserve residue di carbone che saranno consumate in 50-60 anni, cioè l'attuale tempo, diciamo, più o meno come dire, noto per i combustibili fossili meno presenti sulla Terra. Nel frattempo ovviamente saremo affondati, come ricorda giustamente Massimo Scalia. Sulla cattura e lo stoccaggio della CO2 è stato già detto, insomma, è una tecnologia da sperimentare su larga scala. Qualora dovesse funzionare, ci sono sperimentazioni che ovviamente devono essere tutte testate, se dovesse funzionare un sistema di quel tipo, i consumi energetici della centrale aumenteranno, vuol dire che il rendimento della centrale diminuirà e quindi che il costo del kilowattora anch'esso aumenterà. Quindi a proposito del costo basso del kilowattora di un'ipotetica centrale di Portotolle riconvertita. Questo è un paese che non ha bisogno di altre grandi centrali. Noi durante la campagna referendaria sul nucleare l'abbiamo ripetuto fino a perdere il fiato. Questo paese ha 110.000 megawatt di potenza elettrica installata e il record massimo di questo paese di utilizzo delle centrali elettriche di qualsiasi tipo è arrivato nel 2009 a 57.000 megawatt. Quindi in Italia c'è il doppio della potenza elettrica installata rispetto a quello che abbiamo utilizzato nel giorno in cui abbiamo consumato di più nella storia di questo paese. Quindi non serve costruire nuove grandi centrali, probabilmente
sarà il caso di cominciare a dismettere qualche vecchia centrale inefficiente e inquinante.